Giornata dedicata alla solidarietà e all'inclusione, all'insegna dello spirito gioioso del Natale, quella di domani domenica a Favara. Dopo il grande successo della scarrozzata di Natale dello scorso anno e i giochi senza barriere dell'estate scorsa, le associazioni in festa con il patrocinio del comune di Favara organizzano la parata di Natale senza barriere. Associazioni in Festa è un coordinamento di varie associazioni di volontariato che si occupano di temi legati alla disabilità e che operano nel nostro territorio. La parata di Natale senza barriere si inserisce nell'ambito degli eventi Riaccendiamo il Natale a Favara e punta a sensibilizzare la società sui temi della disabilità, dell'inclusione e del superamento delle barriere fisiche e mentali. Abbattere le barriere, ribadiscono le associazioni in festa, significa eliminare le distanze verso chi consideriamo diverso, superando le difficoltà ad approccio empatico dovute spesso a stereotipi e pregiudizi, proiettandoci verso una società e un mondo migliore. L'appuntamento è per domani, domenica 11 dicembre, alle ore 9:30 in via Kennedy a Favara. Quindi la partenza della parata che sarà animata da musica e balli. Sarà un corteo ricco di colori ed attrazioni. Il cuore della parata sarà un grande carro con Babbo Natale e sulla cui slitta il DJ Giuseppe Cucchiara mixerà la sua musica che farà ballare tutti i partecipanti insieme ai ragazzi dell'Accademia dello Spettacolo Palladium, The AS School e la scuola di ballo Evolution Project. Il gruppo Fabaria Folk coinvolgerà i partecipanti in diversi momenti del percorso, presenti anche i frati minori francescani di Favara che promettono scintille. La scenografia sarà completata da doni e simboli del Natale posti su automobili d'epoca e da un trenino meravigliosamente addobbato. Non ne mancheranno le attrazioni per i più piccoli con i trampolieri di Master Pasticcione e i personaggi Disney di Cinzia Cavallaro. Il tutto sotto l'attenta regia del trio Angelo J, Peppe Trupia e Cioppino. Appuntamento per domani alle 9:30 in via Kennedy a Favara. Associazione in Festa presenta la parata di Natale senza barriere. Il corteo partirà da via Kennedy per arrivare in piazza Cavour con canti, balli, animazione e tanto divertimento. Vi aspettiamo domenica 11 dicembre alle ore 9:30 a Favara. Vivi la magia del Natale insieme a noi. Non mancate.